avete accolto. Questa sera, grazie, parliamo del suo libro L'oro e la patria. Lui è conosciuto forse, non so, se più come editorialista del Corriere o come scrittore. Forse ormai più come scrittore, possibile, considerando che forse ci sono più persone che leggono i libri che non quelle che leggono i giornali tutti i giorni. Non buttiamoci giù così, dai. No, infatti, infatti. Qualche persona che legge il giornale c'è ancora. C'è ancora. E- Forse posso dire, sono Certo. conosciuto adesso per la newsletter, perché tutti i Whatever lunedì, it takes. whatever it takes, tutti i lunedì mattina faccio questa newsletter che ci si può scrivere dal sito del Corriere, così poiché me l'hai detto Diciamolo. ne approfitto per fare una pubblicità. Certo. A corriere.it/Fubini ci si scrive, gratis per le prime 4 settimane, poi se uno vuole continuare a leggere basta l'abbonamento al sito del Corriere, che credo sia tipo 3 euro al mese, Sì, una una cosa cosa del del genere. genere, e faccio un approfondimento di economia molto di più di quello che si può fare nello spazio del giornale, e devo dire che poiché adesso noi possiamo misurare tutto, è straordinariamente letto non solo dagli iscritti, ma anche sul sito del Corriere. Vuol dire che c'è una domanda di capire quello che succede nel mondo dell'economia, che forse è un po' inespressa, che forse inevitabilmente nel giornale di carta di tutti i giorni non si riesce a soddisfare. E, insomma, ci sono tanti nuovi linguaggi e funziona bene. Un po' di approfondimento qualcuno lo vuole, diciamo. Io Tante lo leggo persone. spesso, effettivamente, per cui bene. A proposito di approfondimento, questo è un lavoro che deve essere stato abbastanza impegnativo fare a livello di ricerca e che in qualche modo è impegnativo leggere, nel senso che la storia non è semplicissima, la storia è complessa e come avevamo occasione di dire questa mattina che abbiamo presentato il libro a Padova, bisogna leggerlo. Posso Prego. interromperti Certo. su questo? Ne parlavo perché mia moglie mi ha fatto il dono di prendere i bambini e andare in vacanza. Mia moglie è vietnamita, prendere i bambini e andare in vacanza in Vietnam, e mi ha lasciato regalo massimo di compleanno in agosto, tutto agosto libero a casa a Roma per scrivere il libro. E una mia amica a un certo punto commentavamo mentre stavo scrivendo e mi ha detto: per non far faticare i lettori devi faticare tu. E sicuramente, diciamo, non so se la prima parte, cioè non far faticare i lettori, mi è riuscita. Devo faticare io, mi è riuscito, con l'obiettivo di non far faticare i lettori. Dunque, No, la lettura è scorrevole, devo dire. È che la storia giustamente è complessa, ma non nel senso negativo, nel senso che apre una finestra su un pezzetto di storia d'Italia, per cui non è, per quanto, come dici tu, adesso avrai occasione di raccontarci meglio, è scritto in maniera narrativa, per cui appunto si legge molto facilmente in realtà e ha un vero protagonista, come potrebbe essere in un romanzo. In realtà tutto quello che gli ruota attorno, tutto il contesto è ben più complicato e quindi proviamo ad addentrarci raccontandolo. Ma partiamo proprio dal protagonista, Niccolò Introna, che tu definisci eroe dimenticato. Partiamo dal capire chi è. sono partito io dal capire chi era questa persona, perché l'ho sentita citare una volta casualmente, e mi ha stupito rendermi conto che, per quanto questa sia stata una persona importantissima nella storia d'Italia, io non l'avevo mai sentita nominare. Questo è stato un capo della Banca d'Italia, è stato la prima persona che abbia mai fatto la vigilanza bancaria in Italia, è stato dentro la Banca d'Italia e al vertice dello Stato italiano, dunque per 60 anni, è stato l'ultimo funzionario, alto funzionario italiano ad aver preso la testa del Partito Nazionale Fascista quando non era più possibile evitare di prenderla, nel decennale della marcia su Roma, ma era palesemente antifascista. Tutti lo sapevano, anche il Duce lo sapeva che lui era antifascista, però non veniva mandato via. È stato l'uomo al quale gli americani hanno affidato la Banca d'Italia e dunque una parte molto importante della ricostruzione dell'economia italiana nell'immediato dopoguerra, anzi prima della fine della guerra, non appena liberano Roma. È stato l'uomo che ha lottato con i nazisti a rischio di essere deportato e ucciso per cercare di salvare le riserve auree della Banca d'Italia. È stato
uno dei protagonisti delle epurazioni, cioè dei processi ai fascisti che sono stati fatti nel dopoguerra, eppure di quest'uomo sembra non serbarsi memoria. Ho parlato con tanti funzionari di lungo corso della Banca d'Italia, gente che è stata in banca 40 anni, che non avevano mai sentito parlare di Introna. Dentro il palazzo della Banca d'Italia non c'è neanche un ritratto di Introna. Sapete che ci sono il salone rosa con i ritratti di tutti, i corridoi con i ritratti dei funzionari. È come se su quest'uomo fosse stato steso un velo per un motivo che non veniva spiegato chiaramente. E allora ho cercato di capirci di più e mi sono reso conto che Niccolò Introna aveva un discendente in vita che aveva vissuto alcune parti molto importanti della vicenda del nonno, cioè di Introna stesso, e che me le poteva raccontare. E un signore che si chiamava, purtroppo è scomparso da qualche mese, Massimo Corradini, che era suo nipote, cioè Introna era il padre di sua madre, e che era il nipote prediletto, che ha passato tanto tempo con il nonno e con il quale il nonno si confidava negli anni terribili del fascismo, negli anni terribili dell'occupazione nazista, di Salò e poi nella liberazione, con tutti gli alti e i bassi immediatamente seguiti alla liberazione. E allora sono andato da lui, quando l'ho conosciuto Massimo era un uomo di 88 anni, mi ha raccontato i suoi ricordi che, come sempre, sono ricordi di... Massimo era del 32, dunque aveva ricordi della sua infanzia. I ricordi dell'infanzia non sono ricordi di, di fatti articolati in maniera razionale, sono sensazioni, emozioni, il ricordo di espressioni. Cioè, ciascuno di noi ha dei ricordi di infanzia e credo che sappiate cosa voglio dire, però Massimo mi ha anche detto che suo nonno aveva lasciato nel suo studio, poi spostati nella cantina dopo la sua morte, di casa sua, via Torino 163 a Roma, tutte le carte che aveva. Io dicevo, ho tantissime carte, io l'ho date alla Banca d'Italia. Insomma, sono andato alla Banca d'Italia, all'archivio storico, li ho spinti a digitalizzare queste carte e mi sono reso conto che è un archivio di 80.000 pagine. E mi sono reso conto, sfogliandolo digitalmente, che Introna, durante tutto il fascismo, e lui è già dirigente della Banca d'Italia molto prima dell'arrivo del Duce, dunque lui è dirigente almeno dagli anni 10 del Novecento, dunque il Duce ce lo trova in qualche modo, Introna durante tutto il periodo del fascismo e dopo si portava a casa le carte, anche le più delicate, e poiché lui aveva questa posizione così nevralgica, vedeva tutto quello che succedeva in Italia, anche le cose che neanche l'establishment fascista, di cui neanche l'establishment fascista era veramente al corrente, perché riguardavano la parte più vulnerabile del regime potenzialmente, che erano i dissesti bancari. Ed erano le gestioni delle banche, anche non in regime di dissesto, e le banche erano così sensibili perché da un lato potevano generare, mettere a soqquadro l'economia italiana. Il sistema bancario italiano era fragilissimo, uscito dalla prima guerra mondiale per motivi, se ci sono domande sono felice di entrarci ma non vi annoio se no, ed è anche il luogo dove fondamentalmente si alimentava gran parte di quella che era una vera e propria cleptocrazia di regime del fascismo. E Introna era una specie di cane da guardia che per quanto poteva, per quanto il regime lo lasciava andare lontano, contrastava le ruberie e comunque, anche quando non riusciva a contrastarle, le documentava fortemente all'interno. Dunque era una posizione molto sensibile. E incrociando dunque i ricordi di Massimo con le carte, temporalmente, eccetera, ho ricostruito la vicenda della vita di quest'uomo straordinario, dimenticato, e io direi non casualmente dimenticato, nella storia d'Italia.
Allora, poi arriviamo a capire perché non casualmente dimenticato e cosa secondo te ha spinto a dimenticare negli anni, ma prima capiamo effettivamente che cosa ha fatto in quegli anni di così rilevante per cui queste carte poi ti hanno spinto a raccontarne la storia. Hai citato un dettaglio che non è tale poi effettivamente nel libro, l'oro. Intanto hai detto che il regime era una cleptocrazia e quindi capiamo che cosa intendi dicendo questo. E poi capiamo che ruolo gioca l'oro in questa storia e soprattutto in che relazione sta da un lato con il fascismo e il nazismo in realtà e che cosa invece, come si inserisce in questo quadro in Trona, che cosa fa lui. Allora, vi dico quello che ho capito dalle carte e dagli appunti personali di Niccolò Introna. Nel 1931, quando cambia il governatore della Banca d'Italia, muore il vecchio governatore Bonaldo Stringer, che era a capo della Banca d'Italia dall'anno 1900 ed era il grande amico e protettore e mentore di Introna. eh, Stringer avrebbe voluto che Introna fosse il suo successore, mentre naturalmente non essendo fascista, Introna è sempre stato tenuto durante il fascismo al massimo alla posizione di numero 3 della Banca d'Italia, essendo il numero 1 e il numero 2 delle nomine politiche di persone non necessariamente competenti nella gestione di una banca centrale, di una economia importante. Anche all'epoca l'Italia era un'economia molto importante nell'economia mondiale, molto più povera di oggi, ma molto rilevante, molto complessa. E poi la Banca d'Italia aveva anche funzioni di, faceva credito alle imprese, teneva persino i depositi delle imprese e delle persone, dunque era una grande banca, anche nel senso di banca commerciale. Il numero uno e il numero due non erano capaci, però erano fedeli e dunque mettevano a disposizione le risorse della Banca d'Italia al regime e in particolare a Mussolini. Il numero uno era Vincenzo Azzolini, eh, marito di una signora che era zia del segretario nazionale del segretario del Partito Nazionale Fascista Giuriati, dunque diciamo, aveva come dire, dei rapporti anche familistici con il regime e Introna stava lì come diciamo, la persona competente che doveva far funzionare la banca. Nelle sue carte si vede chiaramente che nel 31, quando arriva Zolini, le riserve auree valgono, cioè pesano 600 tonnellate. La Banca d'Italia ha 600 tonnellate d'oro. Ora, per visualizzare 600 tonnellate d'oro, immaginate questa sala con tre file di scaffali piena d'oro, scaffali alti 2 metri, piena di lingotti. Questo era 600 tonnellate d'oro, è quasi tutto il surplus commerciale della Cina, dell'India, del Brasile messi insieme, del Sudafrica messi insieme ogni anno. Dunque era una quantità enorme. Nei 12 anni fino al 25 luglio del 43 l'Italia perde 500 tonnellate d'oro. E questo, secondo gli appunti nelle carte di Introna, in parte perché per le ruberie di regime e di Mussolini stesso. Introna a un certo momento si sfoga verso la fine della guerra e dice ho trovato una nota cancellata e riscritta in maniera molto sofferta, poi dice e il governatore Azzolini che metteva a disposizione quantità d'oro al duce su semplice biglietto di questi, cioè senza nessuna rendicontazione, senza nessuna motivazione, semplicemente perché Mussolini per i suoi fini politici o chissà magari anche personali chiedeva la messa a disposizione d'oro. E allora Introna fa l'elenco delle cose che Mussolini faceva con l'oro della Banca d'Italia, la campagna di Spagna, dunque quando invia i soldati sostanzialmente presunti volontari a sostegno di Franco, l'aggressione all'Etiopia e varie altre attività. Dunque, quando diciamo, finisce il regime
e poi dopo l'estate di Badoglio c'è l'armistizio, rimangono nella Banca d'Italia 120 tonnellate. 120 tonnellate che comunque sono vitali per il paese, perché a differenza di oggi, voi dovete pensare che se un paese, o soprattutto un paese relativamente, cioè in enorme crisi come era l'Italia in ginocchio del 43, se non aveva l'oro, non avrebbe avuto carbone e petrolio per riscaldarsi, non avrebbe avuto medicinali per curarsi, non avrebbe avuto grano, perché non era possibile accedere al commercio internazionale senza la garanzia dell'oro. In altri termini, non si potevano firmare contratti di acquisto internazionale di beni, diciamo di derrate alimentari o di materie prime fondamentali o di beni come i farmaci, se non c'era la garanzia della Banca d'Italia che in caso il contratto non fosse stato onorato avrebbe ceduto l'oro. Dunque senza oro un paese non era niente. Senza oro non era questione dell'impoverimento di quelle tonnellate che rappresentavano, diciamo, l'equivalente in valore di oggi di 12 miliardi di euro, ma senza oro ne andava della vita e della morte dei 43 milioni di italiani che erano nel paese in quel momento. E, diciamo, ed è in quel momento là che avviene se vogliamo, anche nel giro di pochi giorni, l'elemento saliente della vita di Niccolò Introna, perché lui si rende conto, in realtà si era reso conto, e dalle carte si vede benissimo, fin dal 42, quando teoricamente il regime non sarebbe finito e la guerra l'avremmo vinta ed eravamo alleati con i tedeschi, per lui capisce da una visita del presidente della Reichsbank, Funk, a Roma, che appena avessero potuto i tedeschi avrebbero messo le mani sulle riserve auree dell'Italia. E l'ho visto perché aveva conservato il discorso che Funk pronuncia a Roma in non so quale evenienza nel 42, e lui fa una nota a margine quando Funk parla dell'oro, dice sì, dice, per un certo punto Funk dice a noi non ci interessa l'oro, e intro una nota a margine, sì, vallo a credere, vagli a credere, su una cosa del genere. Aveva capito quello che sarebbe successo e dunque mette a punto un piano per ingannare i tedeschi e fare in modo che diciamo, Kappler entra nella Banca d'Italia il 18-19 settembre, chiede la consegna dell'oro, lui sapeva che sarebbe successo, aveva già il suo piano, per la verità lo aveva per la sede di Roma della Banca d'Italia, dove c'erano 120 tonnellate, e per la sede di Milano, in piazza Cordusio, dove c'era 1 tonnellata, ma il piano è esattamente lo stesso. Chissà, vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere una cosa che mi sono impegnato con la Banca d'Italia a non pubblicare, che mi hanno chiesto di non pubblicare, perché ho trovato nelle carte di introno. Infatti quando gli ho fatto vedere questa cosa mi hanno detto, ma scusi, ma lei dove l'ha trovata questa cosa? Cioè, distrugga quella... Allora, questa è... ve la faccio vedere, poi vi dico che cos'è. È tutto registrato in streaming poi, quindi È tutto in streaming, la possiamo meraviglioso. andare a zoomare. Sì, sì, sì. Facciamolo diventare virale. Allora, eccolo qua. Tanto non la vedete a questa lontananza. Allora, tanto non la vedete, dunque posso mostrarvela a piacimento. In realtà è una macchietta nera. È una macchietta nera. Allora, questa è la sezione orizzontale nelle carte di Niccolò Introna, con le note autografe di Niccolò Introna, la sezione orizzontale della Banca d'Italia, così come l'aveva disegnata l'architetto Koch alla fine dell'Ottocento. Chi ha una vista aquilina avrà notato che c'è come dire, un livello, poi uno spazio bianco, poi un altro livello. E in sostanza Koch aveva disegnato la Banca d'Italia come si disegnavano le fortezze rinascimentali. E le fortezze rinascimentali avevano due mura, due cinte murarie interne al palazzo, perché l'idea era che se arrivavano i nemici e sfondavano le mura, non sarebbero potuti accedere ai locali,
ma si sarebbero trovati in uno spazio vuoto, in un intercapedine e poi un altro muro. Dunque è una doppia resistenza e Koch disegna così la Banca d'Italia con l'idea che naturalmente il piano terra e il sottosuolo sarebbero stati i caveau, che andava a meno 8 metri sul livello del suolo di Via Nazionale, sarebbero stati i caveau che all'epoca si chiamavano le sacrestie, dove sarebbero andate le riserve, e c'erano le riserve. Allora, poiché diciamo, questo ad oggi resta teoricamente un segreto, poi non è un segreto, però la pianta della Banca d'Italia ancora oggi non si può pubblicare, dice, i tedeschi non lo sanno, prendiamo l'oro, nascondiamolo nell'intercapedine e muriamola, facciamola sparire, in modo che se uno non ha la pianta della Banca d'Italia, non sa che esiste l'intercapedine, i tedeschi arrivano, trovano le riserve vuote e addirittura lui falsifica anche i libri contabili della Banca d'Italia e aveva iniziato già molti mesi prima. All'epoca c'erano delle cose che naturalmente oggi noi abbiamo blockchain, eccetera. All'epoca c'erano i copialettere. I copialettere erano dei registri di carta velina che servivano, si scriveva, diciamo, si scriveva con un inchiostro particolare, si inubidiva la carta velina, si schiacciava il foglio e si facevano le copie. E questi copialettere erano fatti come dei registri calendarizzati, in modo che ogni pagina aveva la sua data e non si potevano falsificare, perché naturalmente si sarebbe dovuto strappare un foglio e si sarebbe visto se il foglio era stato strappato e quant'altro. Allora lui cosa fa? Da 8-9 mesi prima, cioè dal 42 effettivamente, prende un copialettere e smette di copiare qualunque cosa, perché sapeva che avrebbe dovuto poi un giorno falsificare quel copialettere, dunque falsifica una lettera di spedizione delle riserve auree della Banca d'Italia a Potenza, che era appena stata liberata dagli alleati, o era sotto bombardamento, in ogni caso i tedeschi non avrebbero potuto mettere, cioè alla filiale di Potenza della Banca d'Italia, e lo fa in maniera molto dettagliata dicendo sì, abbiamo mandato le riserve a Potenza, però contabilmente le manteniamo a Roma, perché naturalmente nella contabilità erano ancora a Roma, e dunque falsifica questo documento di Potenza, lo mette nel copialettere e poi falsifica tutti gli altri documenti successivi in modo da far sembrare che effettivamente erano passati dei mesi e altri documenti erano stati copiati, e fa tutto benissimo. E poi dopo però non ve lo racconto perché sennò vi spoilerò il libro. Ma insomma questo è da un lato l'evento più romanzesco della sua vita, è un evento che in qualche modo definirà la sua vita, che però è molto di più di questo, come ho cercato di spiegarvi, ed è anche una parte della ragione per cui su di lui la Banca d'Italia e le istituzioni italiane hanno scelto di stendere un'ombra nel dopoguerra e far sì che Introna sia rimasto un eroe dimenticato. Ecco, effettivamente, a parte che giustamente hai citato il fatto che conservava tutte le carte e questo da un lato ci dà la dimensione della fatica che citavi che devi aver fatto, dall'altra ci dà la dimensione anche del carattere di questa persona. Aggiungiamo qualche elemento per caratterizzarlo. Allora, io non ho fatto fatica perché, come tutti sappiamo, quando una cosa è interessante non è faticosa. Dunque, non mi lamenterò di aver fatto questo lavoro, assolutamente, e non mi ha fatto fatica, se non nel senso che diceva la mia amica. Allora, Introna, e questo l'ho scoperto in parte dai racconti di Massimo Corradini e in parte dal testamento che Massimo mi ha messo a disposizione come ultima cosa che ha fatto, mi ha generosamente messo a disposizione il testamento di Introna, che è in realtà una lunga lettera ai figli, che lui scrive nel 46 e poi scrive nel 48, cioè allunga nel 48, ed è quasi una sua autobiografia spirituale. Introna non ha lasciato particolari risorse ai figli perché era un donatore compulsivo e seriale, cioè è una persona che faceva beneficenza, aveva questo bisogno di donare in beneficenza
gran parte dei suoi guadagni, e devo dirvi che nelle sue carte ho trovato, perché chiaramente si era sparsa la voce in Italia che questa persona donava, e ho trovato centinaia e centinaia di lettere di povera gente che dice: ah, il mio povero figlio che è disperso in Russia, non so come dare da mangiare al mio povero marito che è infermo. Cioè, lui mandava vaglia con 100 lire, 200 lire a chiunque gli scrivesse, e donava sistematicamente a l'orfanatrofio Gould di Firenze, l'orfanatrofio di Ponticelli, la Casa delle Fanciulle Traviate di Milano, il Niguarda di Milano. Donava, faceva il giro dei negozi intorno alla Banca d'Italia del Rione Monti e lasciava pagate la spesa delle persone durante l'occupazione nazista, lasciava pagate le cose in farmacia, lasciava pagati gli occhiali alla gente, lasciava pagate e comprava dalle campagne direttamente partite di uova, derrate alimentari che distribuiva. Cioè era così. Ed era una persona, diciamo, quello che ho appreso dal testamento, era una persona che aveva molte particolarità, di cui una, probabilmente ipotizzo io, formativa del suo carattere, è che aveva avuto una esperienza di premorte all'età di 5 anni. Introna nasce a Bari nel 1868. Dunque vi potete immaginare che cos'è Bari nei primi anni 70 dell'Ottocento. Lui dice che si ammala di tifo e perde la vista e l'udito. E il medico lo dà per spacciato. La madre chiama una curatrice, che lui descrive come una sonnambula nel suo testamento, e alla fine riemerge da questa condizione. Chiaramente, diciamo, non stento a credere che un bambino di 5 anni che ha un'esperienza di premorte ne rimane profondamente colpito nel suo carattere. A 15 anni ha una crisi spirituale che lo porta a convertirsi in maniera inopinata per, diciamo, una persona, tra l'altro è imparentato con un arcivescovo di Bari, si converte alla confessione valdese, diventa protestante e diventa un protestante fervente che aderisce, diventerà in età adulta un predicatore, ha lasciato centinaia e centinaia di prediche, lui era un predicatore laico, la domenica faceva sermoni in chiesa e partecipava, e questo è stato un grande problema politico col regime, come, diciamo, punto di riferimento italiano della YMCA. La YMCA era la Young Men Christian Association, cioè l'associazione dei giovani protestanti in tutto il mondo, che naturalmente aveva le sue basi soprattutto negli Stati Uniti, cioè era un'organizzazione americana con declinazioni in tutto il mondo, e vi potete immaginare con quanto sospetto questa organizzazione internazionalista, che poi era multireligiosa e multiconfessionale, che faceva incontri internazionali con i giovani ebrei della Germania nei primi anni 30, cioè era qualcosa di tipo una specie di Erasmus degli anni 20 e degli anni 30 del Novecento, in un contesto che era il contesto dell'Italia dell'epoca. E lui era il punto di riferimento della YMCA in Italia, e avevano la sede in Piazza Indipendenza a Roma, gliene facevano di angherie di tutti i colori, gli chiudevano la sede, gli restringevano gli accessi ai visti degli americani che venivano in visita. Allora ho trovato le lettere di Introna che scriveva a Dino Grandi, che era sottosegretario degli interni, e poi scriveva al sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Mussolini dicendo: no, ma che male vi facciamo? Noi? Però era molto ingenuo, o faceva finta di essere ingenuo, però era molto visto con sospetto per questo motivo qua, ed era anche bersagliato con una violenza verbale estrema dalla stampa di regime, che, diciamo, lo aggrediva in certi momenti pressoché quotidianamente, dicendo che lui era parte di un complotto della finanza anglosassone internazionale massonica per far fallire l'Italia. Cioè, come oggi si parla di Soros, all'epoca si parlava della YMCA. Naturalmente la vera ragione è che lui stava dando noia diciamo, agli oligarchi fascisti che
allungavano le mani sui depositi dei risparmiatori nelle banche in dissesto. Però, diciamo, in qualche modo ha sempre vissuto come qualcuno che era allo stesso tempo paradossalmente al cuore del sistema, perché vedeva la parte, cioè, chi vede dentro le banche vede tutto della vita di un paese, no? Perché vede il credito, vede il risparmio, vede come vengono investiti i soldi, vede tutto, cioè è la parte forse più intima di un paese, e dunque al cuore del sistema, eppure è un outsider visto con sospetto, e tutta la sua vita è stata così. E in qualche modo indispensabile per la sua competenza, ma fastidioso per la sua competenza e per la sua coerenza, necessario ma irritante. È stata un po' la maledizione di Introna e la forza di Introna. Tutti personaggi che poi in qualche modo fanno cose fuori dall'ordinario, tendenzialmente sono anche personalità un po' fuori dall'ordinario, e questo emerge. Un altro elemento che hai citato en passant in vari momenti, il rapporto del regime con il denaro, quello che dalle banche entrava e usciva, quindi anche prima dell'episodio dell'oro. Allora, se mi promettete che leggete il libro, io vi spoilerò una parte. Allora, nel libro ci sono le prime prove indiscutibili e non contestate, oramai siamo quasi a 2 mesi dall'uscita, da nessuno, che Mussolini rubava. Cioè non cose vaghe, ma ricostruisco i movimenti dei conti bancari e faccio vedere come lui, attraverso i suoi familiari, prende soldi dai conti del governo presso la Banca d'Italia e li sposta su conti intestati ai suoi figli. E poi questi conti vengono appropriati dalla famiglia Mussolini. Ma stiamo parlando, cioè, ho ritrovato una singola operazione a partire dalle carte di Introna, sono andato a vedere nella documentazione non di archivio storico, ma di archivio dei libri contabili delle banche, e ho ritracciato tutto il percorso dei soldi che Mussolini asportava. E questa è una singola operazione, ma avviene con una tale disinvoltura e facilità che naturalmente uno si pone la domanda, ma è stato, diciamo, ho avuto la fortuna di beccare l'unica o ne ho beccata una delle tante? Di certo Mussolini, che entra al governo pressoché nullatenente, alla fine del ventunennio, che poi non è un ventennio, alla fine del ventunennio ha 11 vaste tenute di centinaia di ettari in Emilia-Romagna e Ostia Antica, dunque si era chiaramente molto arricchito, nessuno aveva mai capito come si arricchisse, il libro documenta una parte di questi arricchimenti e mi suscita una riflessione: come mai in Italia sia diventato virale, come si dice oggi, questa frase che credo abbia detto, come si chiama Walter Chiari, no? Che a un certo momento, forse negli anni 70, dice: ah, quando appesero il duce per i piedi non cadde neanche una monetina. E questa frase è rimasta attaccata in qualche modo alla saggezza convenzionale del paese, e tutt'oggi siamo fondamentalmente, non credo che ci sia nessuno che possa difendere il totalitarismo, queste forme di regime in Italia, ma pure non abbiamo la percezione di come il fascismo fosse una cleptocrazia di modello putiniano. Ecco, pensate un po' alla Russia, dove ci sono quelli che sono con Putin, che si arricchiscono intorno a Putin e Putin si arricchisce. Era molto simile, e in fondo è logico, no? Perché quando non ci sono controlli, poi le persone più prive di scrupoli mettono le mani sulle risorse di un paese, che è quello che stava succedendo. E stranamente questo aspetto del fascismo non è passato nella consapevolezza dell'opinione pubblica degli italiani per tutto il dopoguerra, anche degli italiani che condannano fortemente, che non ammirano per niente, che non vanno fieri per niente di questa fase della nostra storia, ma che nelle carte di Introna è evidente. Lui è ossessionato da questi aspetti cleptocratici, e a un certo momento, quando Mussolini glielo permetteva, e Mussolini glielo permetteva in alcuni momenti per motivi di propria convenienza,
a qualcuno è riuscito a portarla a processo e qualche operazione di faccendieri è riuscito a stroncarla, non tutte quelle che avrebbe voluto, ma alcune sì, anche intorno alla Banca d'Italia. Ecco, questo è sicuramente quello che ci racconti, ci delinea un po' un carattere del regime dell'epoca, però poi tu quando parli di questo libro ne parli come di un libro che racconta un po' il rapporto fra l'uomo e il potere, anche al di là di quel determinato periodo storico. Che cosa resta come spunto di riflessione oltre a quegli anni? Allora, guarda Gaia, grazie della domanda. Io di mestiere faccio il giornalista dal 1988, dunque ci pensavo l'altro giorno, 36 anni, e, e- mm, fare il giornalista vuol dire avere uno sguardo quasi indecente sul potere, perché diciamo, si vede il potere in tutte le sue forme più antiestetiche. Cioè, io ho trovato personalmente il potere sempre poco bello da vedere. Il potere non è estetico, il potere è brutto dal punto di vista dello spettacolo che dà. Anche il potere, quando viene esercitato con virtù, ha delle forme che non sono la mia idea di bellezza e di armonia. Ehm, il rapporto dell'uomo con il potere, dell'uomo moderno con il potere, è quello che mi ha molto interessato e che ho trovato molto attuale nella vicenda di Introna, perché Introna ha uno o due alter ego. Un alter ego è il governatore della Banca d'Italia, Zolini, che viene nominato al suo posto, che non è competente, che è disonesto, che è fedelissimo di Mussolini, che è un mediocre e che è un conformista, mentre Introna è tutto l'opposto di questo. I due per 12 lunghi anni lavorano strettamente a contatto perché Introna in qualche modo è costretto a avere a che fare ogni giorno con Azzolini perché ha bisogno delle sue firme per tutte le decisioni che lui prende in realtà, però devono essere firmate dal capo. E Azzolini ha bisogno di Introna perché senza Introna la Banca d'Italia si ferma. E questo mi sono andato a vedere centinaia e centinaia di pagine dei rapporti della polizia politica che spiava Introna e la Banca d'Italia e emerge molto chiaramente dalla polizia fascista che diciamo, erano rapporti che poi andavano al duce, cioè erano cose che quelle 2 o 3 persone al vertice del regime sapevano benissimo. Dunque questi due uomini così diversi, Azzolini volontario della prima guerra mondiale che va fiero delle sue ferite di guerra, eh, che si esercita alla box, che ha le armi in casa, introna un obiettore di coscienza ante litteram che non ha voluto andare neanche sotto le armi nell'Ottocento, che ha sempre, come dire, avversato la violenza in tutte le sue forme. Questi due uomini così diversi convivono così a lungo e hanno un rapporto da un lato intimo, dall'altro di odio. Però si intendono alla perfezione perché hanno passato talmente tanto tempo insieme e Azzolini è indignato della insopportabile coerenza di Introna, perché Introna non era ricattabile su nulla, mentre tutti dovevano essere ricattabili per essere controllabili e dunque proprio fisicamente non lo sopportava e Introna era indignato e documentava la sera quando tornava a casa, prendeva appunti, diceva oggi Azzolini ha preso, che lì erano numismatici, no? Amavano la numismatica. Cioè, Azzolini ha portato delle monete in banca della sua collezione personale e le ha scambiate con monete della riserva della Banca d'Italia di molto maggior valore. Cioè, si segnava queste cose sui suoi foglietti e a un certo momento, per esempio, è indignato perché Azzolini si fa fare un appartamento personale dentro il palazzo della Banca d'Italia e la ristrutturazione costa, diciamo, attualizzato ad oggi 2 milioni di euro, solo la ristrutturazione dell'appartamento. E questa cosa, tutte queste cose, e dunque nel rapporto fra loro due, che poi emerge anche nel processo che avrà luogo nel dopoguerra, ma non vi voglio raccontare niente di questo processo perché se casomai leggeste il libro vi toglierei il gusto della vicenda, emerge proprio due modi diversi di mettersi in rapporto col potere. Da un lato
l'uomo integerrimo, come ho descritto in Trona, dall'altro Azzolini che era tutto l'opposto, ma che aveva una forza che in Trona non aveva. E la forza di Azzolini era quella di una capacità quasi camaleontica di lettura psicologica dell'altro e del potere che in Trona non aveva perché nel suo rigore dei suoi principi era quasi autistico, cioè lui non percepiva molto più fortemente il suo senso del dovere e il senso della dignità delle istituzioni, delle motivazioni delle persone che aveva davanti e dunque si comportava con tutti nella stessa maniera, mentre Azzolini era totalmente l'opposto e riusciva a leggere la psicologia delle persone che aveva davanti. E allora nella documentazione quello che emerge è che Azzolini già dal 1937 inizia ad alimentare il Duce di proposte su come scrivere le leggi razziali. Gli manda le rassegne stampa tedesche dell'epoca, scrive il decreto di esproprio dei beni degli ebrei, che poi naturalmente lo maschera molto bene, però fondamentalmente era comprare i beni degli ebrei, obbligare gli ebrei a vendere i loro beni alla metà del valore. Questo era, e lo fa Azzolini, ma allo stesso tempo Azzolini, in questa sua capacità empatica, riesce a farsi amici i due economisti ebrei più importanti della Banca d'Italia, che sono Giuseppe Nathan e Giorgio Mortara, gli fa credere a entrambi di essere antifascista, gli fa credere a entrambi che li sta aiutando presso il Duce per mettersi in salvo, in realtà fa molto meno di quello che fa credere a questi, e questi due intervengono nel processo di epurazione, come si diceva all'epoca, di Azzolini nel dopoguerra in difesa di Azzolini. Questo fa capire a volte anche, lo trovo molto moderno, no? Questi modi diversi dell'uomo moderno di mettersi in rapporto col potere e mettersi in rapporto con l'altro. E quali sono i modi che portano nel contesto del costume italiano a mettersi dalla parte dei vincenti o a mettersi non dalla parte dei vincenti, dalla parte dei più o dalla parte di una minoranza isolata. Nella dinamica fra loro due chiaramente si crea questo tipo di rapporto e l'ho trovato molto attuale perché lo vivo quotidianamente nel vedere, come dire, evolvere il potere e gli uomini intorno al potere e le donne intorno al potere, ma è una cosa molto maschile questa, direi. Particolarissima la lettura del personaggio di Introna perché ad un certo punto sembra quasi che faccia una vera e propria resistenza cosciente in qualche modo e in altri momenti sembra quasi che in realtà non si renda conto e vada avanti come fosse per necessità interiore, quasi senza nemmeno sceglierlo, per cui è particolare e sembra anacronistico in quel periodo sicuramente. Ma lui era un uomo anacronistico, e lui era già considerato negli anni '20 un uomo d'altri tempi, che portava il pizzo e i baffi risorgimentali, che era considerato già all'epoca un ferro vecchio di un'altra epoca, che non si riusciva a liberarsi di questo, mi verrà una parolaccia che non oso pronunciare in questo auditorium, e ancora di più nel dopoguerra, perché poi quello che succede è che il rapporto di forza tra Introna e Azzolini si ribalta improvvisamente il 5 giugno del 1944, quando i tedeschi si ritirano da Roma e arrivano gli americani. Arrivano gli americani e rapidamente si rendono conto, anche perché diciamo, conoscevano Introna probabilmente attraverso la YMCA, che Introna è l'unica persona non compromessa che trovano in quell'istituzione là, che è l'istituzione fondamentale della finanza italiana, e fanno di Introna il plenipotenziario della Banca d'Italia. E diciamo Introna, come ha sempre fatto in tutta la sua vita, va avanti come un treno, cioè non si preoccupa minimamente e addirittura va allo scontro con gli americani e per certi aspetti lo vince, perché vi racconto questo, tanto è un aspetto minore, però per dirvi che tipo di uomo era questo qua. Gli americani avevano le Am-Lire, no? E poi c'erano le lire fasciste. E le lire fasciste, anche questo lo ricostruisco dalle carte di Introna, io non mi ero reso conto di niente ed è una storia che è stata raccontata male.
durante l'occupazione nazista dell'Italia centrale e settentrionale, attraverso un, diciamo, vabbè, salto questo, però lo racconto il personaggio tedesco che gestiva tutto questo che viene mandato da Berlino. Comunque, salto questa cosa qua. I nazisti dicono che devono tenere il fronte italiano per conto degli italiani, perché gli italiani non ce la fanno. Dunque, non è una occupazione di una terra ostile, ma è formalmente la collaborazione con un alleato e fanno pagare all'Italia una tassa che equivale all'epoca erano, mi pare fossero prima 7 miliardi di lire al mese, poi 10 miliardi di lire al mese, cioè come se l'Italia dovesse pagare qualcosa come 250 miliardi di euro l'anno al Reich per il favore di essere occupati e depredati. Questo è quello che succede. E allora mandano questo banchiere centrale Bernhuber da Berlino che, diciamo, da un lato deve cercare di portare via l'oro delle riserve, quello per cui Introna si era battuto, dall'altro deve forzare Azzolini a stampare lire come se non ci fosse un domani, perché sono i soldi che servono all'occupazione nazista. Naturalmente vi potete immaginare l'inflazione che viene innescata da questa stampa di moneta colossale. Quando arrivano gli americani, queste lire sono deprezzatissime, oppure ci sono le amlire americane. Insomma, c'è bisogno di iniziare a stampare nuove lire dell'Italia liberata. L'Italia bombardata del 43 non ha le materie prime, non ha l'elettricità, le tipografie della Banca d'Italia, che per motivi ancora una volta cleptocratici erano state spostate da Roma all'Aquila perché l'ultimo segretario del Partito Nazionale Fascista, Adelchi Serena, era dell'Aquila, e in Banca d'Italia si sospettava che l'avesse fatte mettere sul suo terreno per venderglielo a un prezzo più alto, cioè erano state bombardate e non funzionavano. E allora gli americani dicono: molto bene, vi stampiamo noi le lire nelle nostre tipografie negli Stati Uniti e ve le mandiamo. Introna si mette in mezzo, dice no, perché avrebbero stampato l'equivalente, mi sono fatto i conti attualizzati, di 130 miliardi di euro in nuove lire e si sarebbero fatti pagare per questo favore 800 milioni di euro, equivalente, diciamo, fatto uguale al PIL. Introna si oppone come un matto, inizia a lavorare calcolando, fa il giro delle tipografie d'Italia, insomma riesce prima a convincerli a stampare solo metà dei biglietti negli Stati Uniti, l'altra metà in Italia, e poi, poiché gli americani comunque stanno tardando, ci si mette in mezzo e alla fine riesce a stampare tutti i biglietti in Italia, risparmiando allo Stato italiano almeno quegli 800 milioni di euro. Questo per dirvi che tipo di uomo era, cioè non si era messo a tappetino neanche con gli americani. E insomma, poi alla fine la paga, ovviamente, no? Le persone così la pagano spesso. E la paga perché nessuno si ricordava più il suo nome. E però poi c'è anche un momento, almeno da oggi o da quando il libro è uscito in poi, in cui ogni tanto c'è anche un risvolto positivo, il ciclo si inverte e si torna di nuovo a parlare anche di questi personaggi. Preferisco pensare che a un certo punto tornano ad essere conosciuti perlomeno da qualcuno. Ma sai Gaia, allora uno può scegliere di identificarsi, ti puoi identificare con Introna, ti puoi identificare con Azzolini, ti puoi identificare con Bernhuber, che è il funzionario nazista che viene mandato da Berlino e che poi quando viene arrestato dal Counterintelligence Corps americano alla fine della guerra, viene mandato a processo e rivendica che aveva fatto il suo dovere, perché il suo dovere in guerra era depredare la nazione occupata, e viene... no, non vi spoilerò. O ti puoi identificare con quelli che non prendono posizione fra loro due. Devo dire che è cambiato tutto, per fortuna, nella storia d'Italia, ma i dilemmi dell'uomo moderno di fronte al potere nei momenti difficili, alla fine, dal punto di vista psicologico, sono molto, molto simili. E questo è un po' quello che mi ha dato la motivazione, perché c'è una frase che uso nel libro che è di Faulkner: il passato non è mai morto, non è neanche passato,
che un po' è quello che ho sentito facendo questo lavoro, cioè mi sembrava di scrivere molto di dilemmi dell'oggi. Allora, intanto gli farei un applauso ringraziandolo. Per la condivisione, ringraziandolo per la condivisione di questa storia e lo stimolo a questa riflessione. Abbiamo qualche minuto se avete voglia di chiedere, soddisfare qualche curiosità, fare qualche domanda sulla storia. Il presupposto è che ne abbiamo raccontato davvero una piccola parte, nonostante ci abbia dato indicazioni piuttosto ampie sul personaggio e il tema centrale. In realtà poi ad esempio manca tutta quella parte che hai citato senza mai andare oltre, di che cosa succede dopo con l'arrivo degli americani, ma quella la lasciamo alla lettura. Perché quella è la parte più imbarazzante, diciamo. C'è una prima domanda, cioè lì su, perfetto. Allora, io comprerò il suo libro e lo regalerò a chi, e sono sempre più numerosi, dice che alla fine ha fatto anche lui delle cose buone, insomma. E quindi questo sarà l'uso che farò del suo libro. È uno dei motivi per cui l'ho scritto, dunque la ringrazio. E poi naturalmente mi è venuta in mente la frase di Churchill che la democrazia sarà la peggiore forma di governo, ad eccezione di tutte le altre forme di governo. Queste sono le due riflessioni. Posso fargli una domanda che un po' esula dal libro, mi devo tenere strettamente al libro? Abbiamo libertà di parola, credo. No? Decide lei. Cosa possiamo... No, decidi tu. Se dai il via libera, prego. È una riflessione che mi ha suscitato, come dire, anche questo suo lavoro, ma altre letture che faccio dei suoi articoli. Lei non pensa... Allora, io oggi ho sentito una notizia che mi ha inquietato. Cioè, le società che girano intorno al business dell'intelligenza artificiale sono pochissime e hanno una potenza economica che è paragonabile a quella di grandi economie, tipo quella dell'Inghilterra, insomma. E queste cose qua, cioè io dico, ma gli economisti oggi, almeno diciamo i migliori, non dovrebbero incominciare a chiedere alla politica con grande energia che forse la legge di mercato non è l'unica legge che deve governare l'economia? Grazie. Preferisci rispondere o vuoi raccogliere? Magari raccogliamo 3 e poi vengo dal signore. Perfetto, ce n'è una qui davanti. Per cortesia ci può dire anche Arriva. 2 parole sul rapporto con l'IRI che aveva in Trona? Perché io su YouTube ho seguito anche un incontro che lei ha fatto con anche Giglio Bianco, con Ciocca, con Ferruccio De Bortoli, che è stato interessantissimo, come adesso è d'altronde. Se ci può dire 2 parole anche su questo discorso qui e su anche quel faccendiere Marinelli che ha fatto accenno ai cancellieri lei. Poi io andrò dal mio sindaco del comune e quando fanno nuove strade nel mio paese voglio che sia intitolata una strada nel mio comune a Nicolò in Trona. Mi farebbe un dono grandissimo. Abbiamo visto la stessa presentazione di fondazione del Corriere della Sera. L'ultima domanda qui davanti che sta provando, rialzi la mano. Adesso Ok. è il momento. Grazie, mi scusatemi. Ma alla luce del dopo, quando l'Italia diventa repubblicana e i reati si estinguono con l'amnistia Togliatti, ma anche i reati patrimoniali, perché, insomma, gli arricchimenti ci furono, ma di queste cose qui l'Italia in quel momento bisognosa di denaro in maniera cospicua, zero. Lei che giustificazione dà? Tutto va bene, Madama la Marchesa, o è l'Italia che scordiamoci il passato? Ecco, scusi la domanda. No, ma ci mancherebbe. Avete fatto domande talmente giuste che cioè, ci sarebbe partiamo fino all'ora di cena, ricominciamo fino all'ora di cena.
Allora, intelligenza artificiale, parlando di numeri, l'intelligenza artificiale adesso come dimensione del mercato vale circa 200 miliardi, si stima che alla fine del decennio possa valere intorno ai 2000 miliardi, e 2000 miliardi è più o meno la dimensione dell'economia italiana e l'economia della Gran Bretagna, alla fine del decennio. In tutto il mondo ci sta. Sono con lei sul concetto che non tutto può essere lasciato semplicemente alla interazione del mercato, soprattutto quando il mercato è estremamente concentrato e ci possono essere dei soggetti che di questo mercato possono abusare così facilmente. L'esempio più banale che si può dare riguarda i ragazzini e gli smartphone. Il mercato dice, va bene, se si possono comprare questi smartphone, compriamoli, diamoli ai ragazzini, ma oramai ci sono delle prove sperimentali di laboratorio che la salute mentale dei teenager è danneggiata dall'uso degli smartphone e l'eccessivo tempo passato sui social. E ci sono molte persone, psicologi dell'infanzia, che sulla base di lavori sperimentali con gruppi di controllo e quant'altro dicono che non bisogna dare uno smartphone in mano a un ragazzino prima dell'età di almeno 14 anni, non bisogna dargli accesso ai social media prima dei 16 anni. Questa è una forma di regolazione. Dunque è un esempio di come non si può lasciare tutto al mercato, perché il mercato direbbe se il bambino il genitore può comprare e lo può dare al bambino, perché no? Sull'intelligenza artificiale direi che riflessioni del genere si possono applicare, direi che c'è un discrimine che provo, chiaramente è un tema talmente enorme, me la cavo con una battuta per adesso. Se l'intelligenza artificiale mi fa le mie note spese, allora questo è un miglioramento di produttività e un miglioramento del benessere umano, perché poi magari si sta. Se l'intelligenza artificiale sostituisce le mie funzioni creative, allora è un pochino diverso. Dunque bisogna capire che cos'è esattamente la funzione che l'intelligenza artificiale è in grado di svolgere, cioè se è un assistente personale o è una persona che rimpiazza quello che di più proprio hanno gli umani rispetto agli animali. Questa è una domanda che lascio lì, ma che potrebbe essere il punto di partenza di una riflessione. Allora, poi il signore che chiedeva dell'IRI è la parte che ho tenuto un po' in ombra della vicenda di Introna, e si ricollega a quello che diceva il signore mi tengo la democrazia anche con le sue imperfezioni. Potrei parlare a lungo di questa vicenda qua, però fondamentalmente Introna nel dopoguerra è l'unico che ricorda quello che veramente era stato l'IRI durante il fascismo, era stato lo strumento della politica di conversione dell'industria italiana in industria bellica, e a questo scopo, perché l'IRI potesse essere questo, e questa è un'altra sporca verità che non si ricorda mai nella storia dell'economia italiana, presentando le persone che hanno guidato l'IRI come dei geni, addirittura degli antifascisti, in realtà lo avevano fatto senza vincoli di finanza, perché l'IRI aveva potuto ottenere prestiti dalla Banca d'Italia per ammontari di circa 100, attualizzati ad oggi 100 miliardi di euro, che non erano mai stati ripagati. Cioè al cuore di questa esperienza c'è il più grande default della storia d'Italia, che è stato rimosso dalla storia italiana, e invece Introna con la sua tipica insopportabile intransigenza di uomo delle istituzioni, nell'immediato, subito dopo la liberazione, inizia a dire: guardate, lì ci ha fatto un default che è stato in realtà imposto dal regime alla Banca d'Italia di 100 miliardi, bisogna iniziare a smantellare questo sistema, che è un sistema tipico di un'economia totalitaria, per riaprire l'economia italiana e la società italiana, guidarla con criteri più trasparenti, perché chiaramente l'IRI già all'epoca era il carrozzone che poi abbiamo dovuto più o meno smantellare negli anni 90, ma che è rimasto invece nella cultura della politica
molto fortemente, e lì introna che credeva di essere oramai pienamente accettato senza riserve nell'establishment italiano dell'Italia democratica, va incontro a tutta una serie di scontri con gli uomini del suo tempo che in qualche modo, diciamo, che non sono scontri più facili di quelli che aveva avuto durante il fascismo, per esempio quello sulla vicenda Marinelli, che era una specie di Sindona dell'epoca, che metteva le mani, entrava nei dissesti bancari, tirava fuori i depositi dalle banche in dissesto e li distribuiva a clientele di gerarchi, fra cui il principale era Giuseppe Bottai, e che, diciamo, introna, stronca a un certo momento, riesce, diciamo, all'autorizzazione di Mussolini a stroncare perché Bottai si stava arricchendo troppo e minacciava di diventare un potentato in una certa misura autonomo da Mussolini stesso. Allora in quel momento Mussolini usa il super poliziotto introna per fermare quella roba là. Allora la sua domanda invece me la ricordi un attimo? Allora, esattamente, questo è un punto. Allora, l'altro scoop storico vero che c'è nel libro, e quello l'ho trovato nelle carte di Introna, delle lettere di Einaudi, che diventa governatore della Banca d'Italia, e qui vi faccio un po' vi spoiler un po'. Il 2 giugno del 46 naturalmente c'è il referendum Repubblica, Monarchia o Repubblica e c'è l'elezione contestualmente dell'Assemblea Costituente, in cui, diciamo, ci si candida come se fosse l'elezione del Parlamento, e per preparare la Costituente il governo all'epoca De Gasperi lancia la Commissione Economica per la Costituente, che è un bel esperimento che non è stato ripetuto in Italia, cioè raccolgono le 40 menti più brillanti dell'economia per cercare di immaginare come gettare le basi dell'Italia del futuro dopo l'umiliazione del fascismo, e dunque dentro c'erano famosi economisti dell'epoca, ma anche economisti meno famosi ma molto brillanti. In questo noi siamo molto più chiusi, ma trentenni come Federico Caffè o Paolo Baffi, che poi sarebbe diventato governatore della Banca d'Italia in seguito. E la Commissione Economica della Costituente si riunisce e decide di fare audizioni di tutte le persone più eminenti che ci sono in Italia per cercare di fare un rapporto e dare la direzione di marcia del Paese come documento di base su cui avrebbe lavorato la Costituente. Allora fa un questionario di una cinquantina di domande e le manda a questi uomini eminenti chiedendogli una risposta scritta e poi di apparire in audizione per rispondere. Manda le domande a Einaudi, manda le domande a Introna, e le domande sono le domande che poi ci siamo portati fino ad oggi. È giusto che i partiti politici controllino le nomine nei consigli di amministrazione delle banche? È giusto che l'industria sia di proprietà statale? Qual è il ruolo della mano pubblica rispetto alla libertà di impresa? Tutte domande così. E la cosa interessante è che, con una scusa palese, adesso ve la faccio breve, se no, Einaudi si rifiuta di rispondere e di andare in audizione alla Commissione Economica della Costituente, rispondendo in maniera anche molto sprezzante. Tanto è vero che il presidente della Costituente, De Maria, che è un professore della Bocconi, risponde: ma come, governatore, se una persona come lei si rifiuta di essere audito dalla Commissione, anche le altre persone della Banca d'Italia, per esempio l'Introna, ci fanno capire che sono in imbarazzo a presentarsi. E Einaudi risponde in maniera ancora più sprezzante: possono fare quello che gli pare, però non possono parlare per la Banca d'Italia. E poi, diciamo, a un certo momento Introna va in audizione e dice tutto quello che pensa, e non vi voglio raccontare tutta la storia. Grazie. Allora, raro caso di un autore bravissimo a incuriosire, ma non raccontare tutta la storia, per cui bisogna per forza leggere il libro per
per scoprirne gli ulteriori elementi. Grazie a Federico Fubini e grazie a voi che siete stati con noi questa sera. Ci vediamo alle 21 di questa sera con Carlo Cottarelli. Buona serata.